più. Non ne frega un Te lo cazzo giuro. però ora. Lo so, ma... Non ne frega un cazzo di Presa a schiaffi, tirata per i capelli, fatta piangere e costretta a inginocchiarsi per chiedere scusa, il video immortala le bulle mentre umiliano una coetanea all'ombra del Duomo. Sedicenni che frequentano i licei del centro, ragazzine della Padova Bene che tirano fuori cattiveria e spregiudicatezza per punire una loro amica colpevole forse di un commento non gradito ad una foto. Guarda che grave, se aveva anche lo schizzo, È tanto grave. Cosa posso fare per rimediare? Mettiti in ginocchio e chiedile scusa. In ginocchio. Dai. I vestiti firmati, il trucco, i modi scaffati per atteggiarsi grandi, ma che dimostrano solo cattiveria gratuita. L'umiliazione va in scena davanti al gruppo, come in un testo di teatro, ognuno al suo ruolo. La capetta che dà ordini, le sodali che eseguono e tirano capelli alla vittima, mentre il resto del gruppo riprende la scena. In ginocchio bene. In ginocchio bene. Alla fine la vittima dell'umiliazione se ne va a casa minacciata: se denunci ti spacco di botte. Vai a casa ora. Sento una parola. Ma il video circolato sui social e nelle chat ora potrebbe ritorcersi contro proprio alle bulle, che potrebbero essere denunciate dato che le immagini sono finite nelle mani delle forze dell'ordine.